Allora, un progetto l'abbiamo parlato, ci sono altri 2 però protocolli. Allora, che cosa riguardano questi? Il secondo protocollo è un protocollo che facciamo da anni, non solamente in tutta la regione, con un'azienda che fornisce del gas, che si chiama Ascotrade Ascopiave. Collegata a questa azienda ci sono altre società che sono l'Etra Energia, la Veritas e la Pasubio Servizi. E con questa azienda abbiamo sottoscritto a metà del mese di febbraio un protocollo, abbiamo rinnovato il protocollo che prevede delle agevolazioni ai nuclei familiari che hanno un determinato reddito ISEE, quindi uno sconto sulla bolletta del gas, certo, per dirla in maniera molto semplice. Questo sconto lo abbiamo un po' modificato rispetto agli anni scorsi, nel senso che abbiamo pensato sia utile, visto che la crisi continua a mordere, dare una risposta ai nuclei che sono più in difficoltà economica. Quindi abbiamo fatto 2 tipologie di sconti. 15 centesimi al metro cubo per le famiglie che hanno un reddito non superiore a 15.000 euro, che non è tantissimo, ma non è neanche poco, 15.000 euro per ISEE, certo. Okay? E invece 8 centesimi per i nuclei familiari che stanno all'interno dei 15.000-25.000 euro, uno secondo scaglione. Ecco, così ricordiamo questi sconti soltanto per i clienti Ascotrade, Ascopiave, quindi non per Enel, quelli che hanno un contratto con quelle aziende. Esatto, perché sono rese disponibili a questo, insomma. Ecco, per quantificare concretamente significa che un consumo medio per i primi nuclei familiari, quelli che stanno sotto ai 15.000 euro, significa un risparmio annuo circa di 210 euro all'anno. E per i secondi invece, quelli che hanno un reddito ISEE un po' più alto, insomma 112 euro all'anno. E questo è, diciamo, un protocollo che va a toccare le questioni concrete del reddito dei cittadini, che è molto importante. L'altro protocollo che a me preme sottolineare è un protocollo anche questo complessivo, e quindi siamo andati a discutere di bilancio, siamo andati a discutere di servizi sociali. In questo caso il Comune di Marano Vicentino, come spesa sociale, per fare un po' il confronto con Sant'Orso, spende il 26% della spesa sociale, della spesa corrente, scusate, che neanche questa percentuale è bassa, perché mediamente, per dare un'idea ai telespettatori, mediamente la spesa sociale nei comuni si aggira tra i 15 e il 18% della spesa corrente. Quindi siamo in 2 comuni dove c'è un'attenzione molto alta rispetto al settore sociale. In questo protocollo c'è un progetto che si chiama Il Paese che educa, che è un progetto culturale, che però secondo me è un progetto che va, come dire, va salvaguardato e ampliato potrebbe essere esteso, insomma, esatto. sostanzialmente. Questo progetto intanto è importante di come nasce. Nasce dalla volontà degli amministratori di questo comune, ma in collaborazione anche con l'USL, di fare un paese, costruire un paese per i più giovani, ma anche per quelli che ci stanno, che sono meno giovani, diciamo che sia più accogliente, che sia più rispettoso delle persone, dell'ambiente, del lavoro, un po' di tutto quello che è il nostro vivere quotidiano. Questo progetto, la modalità è stata quella che il Comune ha riunito le associazioni, tutte le associazioni presenti, naturalmente rappresentanti di queste associazioni, in momenti di discussione. Dentro a queste associazioni c'è anche lo SPCGL del Comune di Marano, e dove si doveva fondamentalmente individuare vari campi sui quali creare l'educazione nel paese, per cui appunto si va
dall'ambiente, dallo stare insieme, dall'educazione della famiglia, le nuove tecnologie, lo stile quindi un di vita. progetto educativo collettivo. Bellissimo. Quindi, Esatto. Innovativo ed e è una bellissimo. cosa in una società come la nostra, dove prevale l'individuo, il personale, è un progetto insomma da portare un po' dappertutto, ecco, mettiamola così. Ecco, tra l'altro ricordiamo che appunto le fasce di età, come accennava lei, sono 30 adolescenti, 60 adulti e 30 persone over sostanzialmente, quindi un gruppo abbastanza eterogeneo. Esatto. E anche le tematiche che sono state affrontate, gli aspetti educativi sono molteplici, insomma, in modo da anche favorire l'integrazione, insomma sono un bello stimolo. Sì, non è semplice da attuare, però credo che quando si avranno i risultati potrà essere molto, molto interessante anche da approfondire. È un bel esercizio di ascolto infatti, dei bisogni della popolazione e di costruzione anche di progetti collettivi. Non lo fa solo il sindaco, la persona solo al comando che al massimo si avvale dei propri... No? Assolutamente. C'è una parte che è intitolata Aver cura di sé, che vuol dire avere cura anche degli altri, e mi collego a tutta la questione che riguarda la sanità. Gli stili di vita, che è una cosa sulla quale come sindacato dei pensionati ci stiamo insomma mettendo il naso. Energie anche. E anche energia. E cioè l'importante è costruire un sistema dove appunto la popolazione, non solamente i più giovani, sia educata ad avere dei stili di vita sani, salutari, perché questo poi alla fine fa bene alla persona, ma fa bene anche alla società, perché si spende meno in sanità, e quindi sanità pubblica e anche sociosanitaria, via dicendo. Assolutamente sì. Allora siamo vicino alla chiusura. Prima di dare un po' il punto finale volevo chiedere questo, perché alcuni ci hanno scritto allarmati dicendo: chiedete ai vostri ospiti dello Spidi di dirci cosa sta succedendo. Casse vuote dell'INPS. Ah sì. Allora alcuni hanno detto: cosa vuol dire sta cosa, ma com'è possibile? È una sciocchezza. Eccetera. È assolutamente una sciocchezza, e sarebbe bene davvero che Boeri facesse il suo mestiere e spiegasse che situazione ha. Per la prima volta, guardi, cioè, me l'ero anche segnato, poi mi sono dimenticata di dirlo. Ma c'è chi ci ascolta che non perde i colpi. Sì, ha fatto benissimo. Non perdono i colpi. Appunto, questo allarmismo che appunto in particolare Boeri è proprio, non ha fondamento, mettiamolo in questo modo. E per la prima volta è successo che le forze sociali anche economiche, cioè non solo CGIL, CISL, UIL che fanno parte del Comitato di Vigilanza Nazionale, ma anche le parti diciamo imprenditoriali, hanno votato contro questo bilancio. Ma sa perché? Perché in realtà fa acqua, ma il motivo di fondo per cui fa acqua e c'ha problemi quel bilancio lì non è perché noi non versiamo i contributi, perché sarebbe addirittura inattivo la cassa dell'INPS, certo, legata al sistema previdenziale. Il buco esiste per per due fondamentali ordini di ragioni. Il primo è che c'è un evasore contributivo per eccellenza, che è lo Stato, i ministeri. Cioè lo Stato non versa i contributi. Il fatto che c'è stata l'unificazione fra la cassa pubblica, certo, fra l'INPS e l'INPDAT, questo ha fatto emergere il fatto che l'INPDAT, quella pubblica, aveva il buco dovuto al fatto che i comuni, non solo i ministeri, i comuni, la sanità, per tutti i tagli, i macelli che ci sono stati, non hanno versato, e questo è un bel buco. La seconda ragione è che ci sono dei crediti che non verranno mai più recuperati, delle mancati versamenti che non verranno mai più recuperati perché le imprese sono fallite, e in questi anni di crisi è un problema. La terza è che ci sono 104 miliardi di finanziamenti che lo Stato, che sarebbero trasferimenti statali nei confronti dell'INPS, legati all'assistenza, che lo Stato non ha mai versato all'INPS. Tutto il pezzo dell'assistenza legata alla NASPI, e gli interventi sociali li paghiamo noi, ecco, capito? E questi vengono a dire che il problema è assolutamente assurdo. Per la prima volta
volte è un fatto politico, poi sicuramente lo Stato e il governo lo approverà lo stesso e questo è una vergogna. Ma magari ne parleremo ancora, perché la cosa abbiamo finito, cioè, vi aspettiamo tutti comunque l'8 aprile in Piazza Roma. Tornerete comunque, avremo ancora occasione di ricordarlo vicino alla data, adesso esatto. Siamo ancora a marzo, però le ragioni è stato bene sottolinearle. Voi come sempre scriveteci oppure chiamateci, noi poi giriamo le vostre chiamate alle sedi del SPCGL che sono territorialmente più vicine alle vostre residenze, oppure sottolineateci i temi, le perplessità che poi quando abbiamo l'occasione le approfondiamo sempre il venerdì. Grazie a SPCGL, grazie a Rita Turati, grazie a Gino Ferraresa, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre alla prossima.